Va ora in onda Indovina chi viene in radio. Bene, ciao a tutti da Antonio Romano, e questa volta più che indovina chi viene in radio dovremmo dire dove va praticamente Antonio Romano con i microfoni di Radio Amore. Siamo stati sabato scorso, l'11 giugno al Pala Partenope, dove era in cartellone la sceneggiata E figlie su Piezzi Cor con Antonio Ottaiano e la sua compagnia. Bene, è stato un successo sicuramente di pubblico ma anche di critica. C'era un bel parterre, molte persone sono andate via soddisfatte per aver assistito ad uno spettacolo che in effetti, grazie ad Antonio Ottaiano, riprende nuova vita. Sul discorso della sceneggiata chiaramente si sono spesi fiumi di parole. È un genere che è partito dagli anni '20 con la compagnia di Cafiero e Fumo, e molti autori di grandi canzoni, di grandi saggi scrissero anche per la sceneggiata, tra cui anche Libero Bovio, al quale appunto si ispira questa sceneggiata, perché I figlie è un pezzo del 1930 proprio di Libero Bovio, e nella sua drammaticità ovviamente si presta appunto alla sceneggiata. La sceneggiata è un genere che negli anni '80 è stato abbandonato, anche se era stato di grande successo, e la critica l'aveva stroncato probabilmente frettolosamente, perché era considerato un genere artisticamente poco valido. Le situazioni erano con un pathos estremamente spinto oltre il normale, per cui vi confesso che anche io negli anni scorsi non ero tenero con la sceneggiata. Adesso forse, cambiando le cose, e in questo senso tra le varie interviste che ha realizzato al Pala Partenope il nostro grande Peppe Giorgio, sicuramente c'è quella brevissima a Bruno Lanza che chiarisce secondo me in maniera ammirabile quello che è il rapporto anche della cultura nei confronti della sceneggiata. I tempi sono cambiati, effettivamente viviamo tante di quelle brutture che qualche eccesso della sceneggiata oggi può essere tranquillamente assorbito e metabolizzato. Detto questo, io vi dico che nel corso quindi di Indovina chi viene in radio, ma versione esterna, Peppe Giorgio ha intervistato nell'ordine Giulia Adinolfi, Bruno Lanza, Caterina De Santis per quanto riguarda gli ospiti presenti appunto in prima linea lì al Pala Partenope. Poi successivamente ha anche brevemente ancora intervistato alcuni dei protagonisti di questa sceneggiata, che sono stati ovviamente Antonio Bonomo nella parte di una persona estremamente squallida dei comportamenti, che crea poi i presupposti della trama della sceneggiata per creare tutto quello che di negativo ne viene fuori. C'è Antonio Ottaiano ovviamente che è l'attore principale, e su di lui va spesa qualche parola. Antonio Ottaiano recita, e anche la postura, la gestualità ricordano tantissimo Mario Merola, a cui lui ovviamente e senza alcun timore dichiara di ispirarsi, ed effettivamente ci sembra di vedere Merola in azione. Poi c'è anche Mario Aterrano che fa la parte di un medico mezzo buono e mezzo no, comunque zio di questo ragazzino che poi viene conteso, ma credo che molti sappiano qual è la trama di questa sceneggiata. E nel finale ci sono anche i saluti di Maria Del Monte, che merita una menzione a parte, perché questa grande attrice napoletana ormai la chiamano un po' tutti, perché ha una carica di simpatia talmente alta che piace a tanti, grandi, piccoli, e chi più ne ha più ne mette. Grande Maria Del Monte. Detto questo, io direi di ascoltare le interviste e poi chiudiamo con un ragionamento finale appunto sulla sceneggiata. Voglio ricordarlo, è andata in scena al Pala Partenope sabato 11 giugno, pubblico delle grandi occasioni. Ascoltiamo un attimino le interviste di Peppe Giorgio. Radio Amore. Ci troviamo all'interno del teatro Tenda Pala Partenope, dove Antonio Ottaiano ha portato davanti a migliaia di persone il grande genere della sceneggiata con un lavoro emblematico, I figli su Piezzi Cor di Bovio Albano. A parlarci di questa avventura l'attore e il regista Giulio Adinolfi.
Allora, buonasera, io vengo con piacere a vedere Antonio Taiano, sono pezzi del mio passato che io rivedo sempre con grande piacere. E poi la sceneggiata, la rivalutazione di questo genere che è stato bistrattato un pochettino dai critici che l'hanno un po' confusa con un genere sempre truculento, eccetera, eccetera, mentre invece la sceneggiata è tutt'altra cosa. Esiste la sceneggiata colta, la sceneggiata fatta da autori come Bovio, come Di Maio, eccetera, che è tutt'altra cosa da quella che i critici hanno sempre denigrato. Grazie Giulia Dinolfi, un parterre de roi qua per la prima di Antonio Taiano. Abbiamo l'autore, il compositore, un intellettuale della nostra Bruno Lanza. Eccomi, che vuoi sapere? Il tuo pensiero a proposito della riscoperta e del rilancio di questa sceneggiata su grande scala come sta facendo Antonio Taiano? Ma io credo che sia giunto il momento di, come diceva Dinolfi, della rivalutazione di questo genere. Certamente io ho già dichiarato in tempi non sospetti di essere stato contrario per quello che significava la sceneggiata fino agli anni 60-70, non mi trovavo assolutamente d'accordo, ma ultimamente, vista la crisi di valori, la disgregazione della famiglia, la distruzione del valore dell'amicizia e tanti altri valori andati ormai perduti o dimenticati, io credo che la sceneggiata oggi possa essere utile al rilancio di certi sentimenti perduti. Ecco, questo potrebbe essere, certamente va riletta, rivista, corretta qua e là per sistemarla nel contemporaneo. Questo sì, però è un valore, la sceneggiata può essere un valore nuovo addirittura, come vedi, diceva il grande, qualcuno diceva corsi e ricorsi storici, no? Giambattista Vico. Quindi tutto torna, probabile che ci ritroveremo con i teatri pieni con la sceneggiata. Grazie Bruno Lanza. Radio Amore. Un parterre davvero straordinario qui al Teatro Palapartenope per il nuovo debutto dei Figli su Piazzecoro con Antonio Taiano. Con noi Caterina De Santis, un'attrice amata dal pubblico napoletano. Caterina, cosa ne pensi di questa operazione e dell'importanza di aver portato questa sceneggiata qui al Palapartenope? Io penso che sia un'ottima operazione, soprattutto perché ad interpretarla c'è un bravissimo Antonio Taiano che io conosco bene come attore, come cantante e come amico. Ovviamente sono qui stasera per applaudire lui e tutta la sua compagnia, la regia di Velia Magno che sono per me piazzecora, è il caso di dirlo, perché Velia è una mia carissima amica, regista di tanti miei spettacoli e con Antonio ho avuto il piacere anche di collaborare al Teatro Bracco che ha recitato nella mia compagnia, siamo stati molto bene, è stato molto bravo e quindi Antonio è diciamo il capostipite oggi di una forma di spettacolo che da tanto tempo ovviamente era stata abbandonata e grazie ad Antonio Taiano e al suo coraggio e alla sua bravura rivediamo penso una nuova formula anche, ma sempre rispettando la tradizione di quelli che erano i canoni della sceneggiata, ma con una new age, un nuovo tono dei nostri giorni e quindi stasera ne avremo la riprova con un parterre così bello, con un Palapartenope pieno di ospiti, di pubblico, di amici pronti ad applaudire Antonio, al quale io auguro in bocca al lupo. Grazie a Caterina De Santis. Grazie a voi. Indovina chi viene in radio. Si è appena chiuso il sipario al Teatro Palapartenope su questo grosso successo di Figli su Piazzecoro. Con noi uno dei protagonisti, Antonio Buonomo. Grazie per avermi dato da protagonista. Il protagonista che in ogni caso è Antonio Taiano, che io naturalmente voglio un mondo di bene, lo conosco da era piccolino, quindi l'ho battezzato al battesimo suo, ha fatto la festa e comunque sono contentissimo e tra le altre cose
il teatro popolare della canzone sceneggiata non deve essere assolutamente abbandonato, perché è la nostra espressione, è la nostra cultura, è la nostra napoletanità, perché l'ha detto assolutamente anche il grande Viviani, che ha scritto dalla A alla Z. Ecco. Grazie Antonio Buonomo. Grazie a te, Peppe, grazie. Radio Amore. Con noi il protagonista assoluto, Antonio Ottaiano. Antonio, le emozioni di questa serata? Emozionati, ci vuole un po' di tempo per smaltire questa emozione, non me l'aspettavo. Napoli mi vuole bene, io sono in debito con Napoli e i napoletani finché Dio mi tiene in vita. Grazie, non avete fatto vincere solo me questa sera, ma chi ha vinto è stata la sceneggiata e il mio maestro, Mario Merola. Grazie Antonio Ottaiano. Radio Amore. Con noi uno dei protagonisti di questa serata, Mario Aterrano. Le emozioni tue a caldo, quali sono, Mario? Brividi, nel senso che il pubblico ha risposto alla grande, il teatro era pienissimo, è piaciuto moltissimo, grande applauso per questa grandissima compagnia di Antonio Ottaiano. Il pubblico secondo te stasera cosa porta a casa? Porta un po' di cultura in più, perché Napoli è anche questa, oltre a Bovio, di Giacomo, Viviani, Edoardo eccetera, ma c'è anche la sceneggiata che fa parte della cultura napoletana. Grazie Mario Aterrano. Ed un saluto al termine di questo successo al Teatro Palapartenope viene anche da Maria Del Monte, una protagonista femminile davvero di riguardo. Grazie, un bacio a tutta Radio Amore, con tanto affetto vi voglio bene. Grazie Maria Del Monte. Indovina chi viene in radio. Bene, ascoltate queste interviste, bisogna concludere un attimino dicendo che tutto sommato la sceneggiata ci riporta ad un elemento culturale di grande interesse sicuramente. Ovviamente la versione attuale è rivisitata, c'è la regia di Velia Magno che è bravissima sicuramente, diciamo che non c'è violenza, non c'è cruenza, la parte diciamo ludica, scherzosa portata avanti da Maria Del Monte e Ernesto Martucci è notevole sono le interpretazioni, come abbiamo detto, di Buonomo, di Ottaiano, di Aterrano e di tanti altri attori che hanno diciamo arricchito questo cast importante. Voglio spendere anche una parola al narratore, questa è anche una novità all'interno della sceneggiata. In effetti il ragazzo fattosi grande racconta tutta la sua storia e a interpretare questo ragazzo è Jack Otto, che non è altro che il figlio di Antonio Ottaiano, che è impegnato artisticamente in tutt'altri generi musicali. Ancora vorrei dire che tutto sommato, ecco, la sceneggiata ha rappresentato una parte importante nell'ambito della canzone, della musica napoletana, della tradizione, per cui credo che sia opportuno augurare ad Antonio Ottaiano di poter andare avanti e anzi di avere degli emuli e di creare una nuova scuola di sceneggiata che, insomma, voglio dire, di questi tempi sicuramente è meno impegnativa per coloro che voglio dire dissertano di cultura rispetto agli anni scorsi e può essere tranquillamente rivalutata nella giusta misura. Da Antonio Romano è tutto, grazie dell'ascolto, alla prossima, ciao. Avete ascoltato Indovina chi viene in radio. A risentirci al prossimo ospite.